Il ministro Calderoli, che non è un ministro del Partito Democratico, fortunatamente, ha detto che l'idea di regionalizzare la scuola è un'idea folle. Ora, io pensavo che bastassero le parole del ministro Calderoli per evitarci anche quest'anno di dover assistere alla strumentalizzazione del presidente Zaia sulla pelle delle preoccupazioni delle famiglie che domani non sanno se troveranno l'insegnante ad accogliere i propri figli, per sventolare la bandierina di un'autonomia impossibile. E non lo dico io, lo dice il ministro della Lega Calderoli, che ha definito non soltanto folle l'idea di pensare che la scuola possa essere regionalizzata. Il ministro Calderoli, folle, ma l'ha definito diversi mesi fa, ma ha anche spiegato perché è folle pensare di regionalizzare la scuola, perché è folle pensare di poter esporre al rischio di costruzione di diseguaglianza un comparto così importante come la scuola pubblica. Dopodiché, al netto dell'idea folle di Zaia e di Pan, io non vedrei l'ora di vedere il presidente Zaia alle prese con un corpo docenti solo del Veneto di 70.000 persone, che non è che li cambia, consigliere Pan, quelli che lei dice che il giorno dopo se ne vanno via, sono quei 70.000 che con la fantomatica e folle regionalizzazione del sistema pubblico scolastico la Regione del Veneto pensa di avere in corpo da domani. Questo lo dico perché mi metterei con i popcorn a guardarvi gestire 70.000 dipendenti pubblici della scuola come gestite i dipendenti pubblici del comparto sanità? Io questo vorrei capire, a che punto finisce la propaganda su un'autonomia impossibile e quando deciderete seriamente di fare le persone serie e di cominciare a raccontare ai veneti fino a che punto si può avanzare la richiesta di un'autonomia possibile, perché così facendo fate un doppio disservizio all'onestà intellettuale di chi avanza le proposte, ai veneti che si aspettano delle risposte e che infatti non a caso da 30 anni attorno all'autonomia in questa regione quelle risposte non arrivano.